Allora, Gino Ferrari, adesso stiamo parlando di lotta all'evasione e il ruolo attivo che possono avere i comuni. Poi è una scelta dettata anche dalla situazione del comune, dagli abitanti, dalla qualità dell'abitato, da una scelta spinta anche dal consenso elettorale in certo qual modo che un sindaco vuol mantenere o meno, perché non è certo piacevole avere un comune che segnala i propri abitanti, forse è quello che induce molti a non fare questa scelta, o no? Sì, anche se il pagare le tasse, cioè le tasse, servono per pagare i servizi che usufruiamo. Potremmo parlare della sanità, potremmo parlare delle scuole. Sì, ma il fatto è questo, che queste cose qui una persona normale, un cittadino le paga anche perché non è che abbia tanta fantasia sulle modalità di evasione, ci sono degli studi illustri al riguardo, ma non è così semplice. Il grande evasore, glielo si può dire anche in turco, continua ad evadere, vediamo che a volte vengono scoperti anche in questi giorni evasori totali, esistono, a cui il fatto che possa servire per la sanità, per i servizi, non ne può fregare di meno. Quindi secondo me quasi è una situazione un po' perché non è secondo me lo scontrino fiscale, il mancato scontrino che crea il problema sono i grandi evasori che operano peraltro neanche nell'ambito del borderline con l'illegalità. E lì sono i grossi elementi dell'evasione fiscale. Io sono d'accordo parzialmente, nel senso che ci sono i grandi evasori, i quali sicuramente evadono molto, ma c'è nel nostro paese da tempo una cultura sull'evasione fiscale che ha attraversato tutti gli strati di popolazione. Laddove chi evade è il furbo e chi paga le tasse invece è lo stupido, insomma, che insomma, paga fino alla fine. Io penso che ci sia la necessità anche da parte delle istituzioni e quindi anche da parte dei sindaci di darsi da fare rispetto a questa cultura della legalità, perché poi evadere le tasse è una cosa illegale. Nella nostra Costituzione c'è scritto che si devono pagare le tasse in base al proprio reddito in maniera progressiva. Questo principio molte volte viene messo in discussione. Io penso che appunto i sindaci possono fare qualcosa di più, anche perché nell'attimo in cui quelle segnalazioni qualificate che dicevo prima vanno a buon fine, le risorse che si recuperano sono introitate al 100% nelle casse del comune. Ora alcuni comuni hanno introitato anche cifre ragguardevoli. Parliamo di quest'anno, anche se, perché quest'anno il Ministero dell'Interno, che è lui che poi fa i conteggi per ripartire queste risorse, il Ministero dell'Interno ha ripartito le risorse dell'anno 2018, quindi ci riferiamo al 2018. E cosa ne è emerso? È emerso che c'è un calo delle entrate rispetto al 2017, un calo degli introiti da parte dei comuni. E anche un calo dei comuni che sono coinvolti in questa operazione. E questo è un segnale negativo. Nel Veneto la cosa è un po', c'è un'anomalia, nel senso che rispetto al 2017 diminuiscono i comuni che fanno le segnalazioni qualificate, ma aumenta l'introito. E qua c'è da dire che c'è un solo comune, il comune di Asiago, che su 1 milione e più di euro che i comuni portano a casa, solo il comune di Asiago si porta a casa 650.000 euro. Caspita, ha fatto di un lotta lavorone. all'evasione fiscale. Ho avuto una fortuna pazzesca, ho fatto un lavorone Non è una incredibile. fortuna, adesso vi racconto la storia di questi 650.000 euro, perché è interessante, e sul come anche i sindaci potrebbero fare la lotta. Comunque, per dare i numeri, 38 comuni della regione Veneto, il 7% dei comuni totali hanno recuperato risorse con la lotta all'evasione.
però sempre un numero minore rispetto all'anno precedente, Esatto. quindi soltanto 38. Andiamo a raccontare come il è Comune di venuto. Asiago è successo questo anni fa, quindi cioè il 2018 si riferisce all'anno della riscossione. In realtà questa cosa parte anni prima. E cosa succede ad Asiago? Asiago decide, un'amministrazione ancora di anni fa, decide di fare una lottizzazione, poi ci ripensa. Nel frattempo le agenzie immobiliari avevano investito in questa lottizzazione e Quindi per chiedono, costruire sì, sostanzialmente. chiedono i danni al comune perché dicono ma tu avevi previsto una cosa, non l'hai più fatta, io ho investito Sì. e alla fine ci rimetto io. E queste immobiliari fanno anche un calcolo per loro esatto di quanto avrebbero guadagnato con quella lottizzazione, ok? E quindi quantificano quanto avrebbero preso. Cosa fa il Comune di Asiago? Il Comune di Asiago manda il tutto all'Agenzia delle Entrate e richiede benissimo, cara Agenzia delle Entrate, fate le verifiche negli anni precedenti, nelle precedenti lottizzazioni, se quello che hanno poi dichiarato questi immobiliari è veramente, insomma, visto che loro dicono che nel caso in cui si fosse fatta questa lottizzazione avrebbero guadagnato X. Ovviamente il risultato è che le immobiliari negli anni precedenti non avevano detto il vero e si sono trovate incastrate perché loro stesse avevano detto che in caso di nuova lottizzazione avrebbero guadagnato X euro. Ed è derivato quella cifra enorme di 650.000 euro per il Comune di Asiago, che vogliono dire risorse grandiose per un Se comune. le riesce ad incassare? No, sono già state, già state riscosse. sono già state pubblicate, quindi adesso non so se le riscuoteranno tra un mese, 2 mesi, o se le hanno già riscosse, ma sono sicure perché sono state pubblicate, quindi sono risorse che arriveranno. Quindi sono risorse importanti che poi il Comune di Asiago in questo caso può investire. Noi diciamo che può investire, chiediamo in genere ai comuni di investire nei settori più delicati di un'amministrazione comunale, tipo i servizi sociali, ma potrebbe anche investire in valorizzazione turistica, magari per renderla piuttosto che creare anche i presupposti per posti di lavoro, costruendo insomma opportunità anche per i più giovani. Insomma, si possono fare tante cose con queste risorse. Quindi la lotta all'evasione fiscale per noi è una priorità non solo a livello nazionale, è una priorità anche a livello locale, perché come abbiamo visto si possono portare a casa risorse importanti. Del fatto che non sia stata, che si spera, perché adesso qua sempre ogni volta che finché non arriviamo all'ultima tranche, toccata l'aliquota dell'IVA, si parla di rimodulazione, ma insomma tutto sommato vi vede almeno soddisfatti da questo punto di vista, visto che comunque anche all'inizio c'era stata paura perché le categorie più fragili ne sarebbero state colpite. Chiaro. Ora, il blocco dell'aumento dell'IVA è sicuramente un risultato importante, anche se i giornali hanno riportato varie ipotesi di rimodulazione dell'IVA che, se fatte come riportavano i giornali, che diminuiscono l'IVA per prodotti di largo consumo e aumentano invece l'IVA per prodotti, come dire, per persone abbienti, penso che potrebbe essere fatta un'operazione di questo tipo. L'importante è che poi alla fine nel nostro paese noi abbiamo un grande, non solo nel nostro paese, abbiamo un grande problema, che c'è una distribuzione della ricchezza concentrata in mano a pochi. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma non mi sbaglio di tanto, che il 20% della popolazione detiene circa l'80-90% della ricchezza dell'Italia. Ma questo non succede purtroppo solo in Italia, succede anche negli altri paesi. Una tendenza mondiale. Però una redistribuzione, okay, della ricchezza nel nostro paese è una delle priorità.
che potrebbe essere collegata anche alla lotta all'evasione fiscale. Per cui una rimodulazione dell'IVA fatta in maniera da far pagare meno a chi ha meno e far pagare di più a chi ha di più non ci scandalizza. Okay. Quindi i beni di lusso cosiddetti potrebbero essere, certo, le firme o quant'altro, adesso non lo so dove potrebbero diventare, però se vanno a colpire i ristoranti, gli operatori del settore turistico diventa un boomerang pazzesco, quindi, certo. E forse gli stessi pensionati non ne sono contenti perché certo, l'unica volta che vanno al ristorante manco quella possono più andarci, certo. Quindi bisogna stare anche attenti dove si va a toccare. In questo discorso dell'evasione fiscale, Rossana Bettella? Sì, nel senso che, come diceva bene Gino, insomma è una priorità che abbiamo, no? Questa è la lotta contro l'evasione. È una piaga che ci vede primi in Europa per assieme alla Grecia. Di evasione, no? Assieme alla Grecia, ma è incredibile, no? È incredibile. E sappiamo che poi adesso nel documento finanziario, no, nella legge di bilancio si parla di recuperare 103 milioni di 107 miliardi di evasione fiscale, ma sappiamo che l'evasione è molto più alta perché non tiene conto, questi 107 miliardi tiene conto comunque di non so, IVA evasa, oppure attività alla luce del sole che però non hanno pagato proprio le tasse, ma c'è tutto il sommerso, tutta l'economia in nero di cui non sappiamo, di tutti i guadagni illeciti della criminalità organizzata. Ma lì altro che appunto, non è così semplice. Quindi, e siccome siamo, ripeto, al primo posto, veramente sono stati fatti dei calcoli, non da noi, ma addirittura dal Ministero delle Finanze, no? Che si potrebbe, intanto solo con i 107 miliardi di evasione, se si recuperassero, pagare la sanità per un anno, le spese sanitarie per un anno. Si potrebbe, per esempio, ricostruire per 33 volte i paesi terremotati. Ma si fanno tante belle cosette. No, quindi, nel senso che e tutte cose che invece noi diciamo che mancano risorse alla sanità, no? Che i paesi terremotati sono ancora nelle condizioni che ancora non hanno portato via tutte le macerie e la ricostruzione va molto a rilento. Le scuole sappiamo come sono, no? Ci sono sempre anche qua tagli e richieste ai genitori di far fronte ai bisogni della scuola e via, insomma. E quindi davvero se ci pensassimo ognuno seriamente capirebbe che pagare le tasse, e ripeto, giustamente in base al reddito, in maniera progressiva, non in maniera, come dire, che lo Stato mi porta via tutto, no? Ma pago. Però adesso purtroppo no, è così. Adesso è così. Adesso non abbiamo una situazione, secondo me, che invoglia le persone ma perché pagare. Non invoglia le persone? Perché anche qua ci parla un imprenditore che deve fare il 74% di tasse. Quanto? O una partita IVA, ragazzi, cioè veramente 74%. Un imprenditore ti dà 74%, ma che 34%? Neanche la minore aliquota è 34%. Allora, le tasse, l'aliquota maggiore è del... No, il totale, lasciando stare l'aliquota. Dopo l'imprenditore perché ha tutti gli oneri, i contributi, ma questo quello. Purtroppo fa sì con il cuneo fiscale si cerca anche di far diminuire questo costo, no? In qualche modo. Ed è un'altra partita, ma quando si parla di evasione e di le tasse sui redditi, è un'altra cosa, non c'è nessuno che paga l'80% sui propri redditi, ma tutto è progressivo, quindi a fasce, a scaglioni di reddito l'aliquota aumenta. Perché delle volte si sente, no, ma io pago il 50% di tasse e me lo dice, non so, un lavoratore autonomo. No, non è così. E comunque le tasse in Italia, la maggior parte delle tasse sono pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.
Questo è il volume più alto, e questo è che da noi abbiamo la ritenuta alla fonte e un lavoratore autonomo, e un commerciante o un impresario la deve pagare, no? Quindi è sempre un po', è vero che anche da un punto di vista psicologico, no? Io ricevo tot e poi devo ridare tot. No, ma anche il dipendente. Ma se io vado a guardare la mia busta paga e vedo il lordo... Esatto, quello che dicevo prima. Però, cioè, quando uno parla di lordo, poi vede il netto... Ma il lavoratore dipendente, ma il lavoratore dipendente neanche ormai ci... No, il lavoratore dipendente ci pensa sì, perché quando vede il lordo e poi vede il netto, dice ma quante tasse sto pagando? È corretto? Forse non è corretto. Le paga le paga, ripeto, con aliquote progressive in base al reddito. È lì che stiamo parlando di aliquote, tutto da discutere, sì. Perché siamo in una situazione, l'Italia non è una situazione attrattiva per nessuno. Vabbè, né per chi ci lavora né per rifare investimenti. Pubblicità, poi torniamo insieme perché ci sono interessantissime novità di cui dobbiamo parlare, perché lo Speech AGL si sta muovendo su parecchi fronti. A tra poco.